Questo programma è realizzato in collaborazione con Giana. Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Oggi è lunedì 2 aprile e siamo entrati nella settimana di Pasqua. Tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco, perché oggi è San Francesco da Paola, quel santo che divenne famoso perché condusse una vita morigerata e odiò e detestò la ricchezza. Adesso noi iniziamo a fare un giro per gli stand, vediamo cosa compra la gente in questa settimana e iniziamo a chiedere anche qualcosa sul pranzo pasquale. Allora signora, buongiorno. Buongiorno. Che cosa cerca oggi al mercato? Avete, ma non sono tanto buone. Troppo care e non fa. Quanto costano? Euro e 3,50. E lei come le voleva preparare? E farle all'esso, bollite con l'aglio, un po' di menta. Ma ho preso un paio di carciofi per fare la minestrina. La minestra di carciofi? Sì, è roba di antichità, dei miei genitori. Capito? Ascolti, e poi che cosa compra? Ha già deciso? No, ho deciso che devo prendere un paio di pesciolini perché io sono di Cagliari e i pesci mi vanno. Ha già pensato che cosa preparerà oggi a pranzo? Sì, minestra in brodo, come contorno, come si chiama? Delle polpette. Sì. Fatte come? Al sugo? Al sugo e fritte e poi un po' di verdura. E lei acquista tutto qui al mercato? Sì, mi trovo molto bene. Il Borgo Artigianale Giana vi consiglia il consumo di prodotti sardi. Il villaggio, che nasce per promuovere le tradizioni, il territorio e la cucina della Sardegna, sarà un piccolo borgo di botteghe e laboratori nei quali potrete trovare tutto ciò che ci parla della nostra isola, dai gioielli e le ceramiche fino alle specialità culinarie, salumi, formaggi, pasta, torrone e dolci di ogni qualità. E poi il pane, lavorato finemente come un prezioso ricamo, i vini con i profumi millenari della nostra terra, 50 laboratori artigiani affacciati su una piazza per un progetto di integrazione del sistema turistico che dall'Ogliastra si estende a tutta l'isola. Ci troviamo nello stand di Ugo, letteralmente sommersi dalla sua verdura. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, abbiamo visto delle cose un po' particolari nel tuo stand, per esempio quei pomodori che sono lì alla nostra destra, cosa sono? Cuore di bue, di Pula e sono eccezionali, sono buonissimi, pieni, è un nostro prodotto regionale. Ecco, voi avete principalmente prodotti sardi, vero? Al 90% sì, solamente quando non ci sono allora mi rivolgo ai prodotti di fuori, diversamente ho tutta roba sarda. I cuori di bue quanto vengono? 2 euro. 2 euro al chilo. Poi che cos'altro abbiamo? Fagiolini sardi, abbiamo iniziato i fagiolini sardi eccezionali, 5 euro. Sì. E sono veramente belli. Belli. Mi dicono di togliersi il cappello, ma va bene anche così. Poi Ugo, cos'altro abbiamo? Abbiamo i peperoni spagnoli eccezionali, i carciofi di Villasor, bellissimi, buoni, teneri. Hai anche la menta? Anche la menta, roba propria, menta, maggiorana, alloro. Tutti gli odori, Tutte insomma. le spezie. Grazie mille, Prego, Ugo. grazie a Amici, voi. voi a casa adesso guardatevi l'infografica con i prezzi di oggi. Amiche e amici, è venuto il momento di preparare una buona ricetta. Siamo infatti nell'angolo delle nostre specialità.
In particolare ci troviamo oggi al ristorante Antica Osteria che si trova a Cagliari e qui con me ci sono Giacomo, buongiorno, e Tonio. Buongiorno. Buongiorno a te Tonio. Allora, oggi che cosa prepariamo? Allora, oggi prepariamo le casarecce dello chef. Piatto semplice, non molto complicato da fare anche a casa con prodotti sardi. Mi raccomando, solo prodotti sardi. Benissimo, ci teniamo proprio a sottolinearlo, Esatto. Tonio. Allora, diamo gli ingredienti per 4 persone. Per 4 persone all'incirca ci vorranno un 500 g di casarecce, Sì, mezzo chilo di favette da sgusciare, sì. un 50-60 g di cipolla, quanto basta per mantecare, un pochino di provola e della pancetta di cinghiale. Pancetta di cinghiale, poi naturalmente il nostro olio extravergine Extravergine sempre che non manca mai. No, non manca. Quindi descriviamo la preparazione della nostra ricetta. Allora, si prende una padella, si fa soffriggere dell'olio extravergine d'oliva che dà un gusto particolare, insieme a della cipolla Sì. e della pancetta affumicata. Dopodiché si fanno rosolare le favette. Sì, In un'altra pentola si fa bollire la pasta. Dopodiché, dopo che la pasta è stata cucinata al dente, sì. si versa tutto il contenuto dentro la padella che precedentemente avevamo preparato di pancetta, cipolla e favette. Bene, i tempi della cottura delle favette più o meno Ma sono siamo simili intorno, a quelli della pancetta. sì, siamo intorno, diciamo che le favette è meglio metterle quasi alla fine, Sì, intorno ai 5 minuti per soffriggere, almeno 5 minuti ci vogliono. perfetto. Quindi abbiamo scolato la nostra pasta. Esatto, l'abbiamo versata dentro il contenuto di pancetta, cipolla, favette. Dopo all'incirca 5 minuti che la stiamo spadellando, ci versiamo dentro la provola affumicata, Sì, questa è una provola di arborea. perfetto. Quindi anche questo è un deve prodotto essere sardo. fresca, non troppo secca. Anche perché deve filare, vero? Esatto, deve filare. E facciamo saltare il tutto insieme e poi serviamo in un piatto. Ed eccolo qui amici, il nostro piatto finito. Adesso provateci anche voi e auguriamo Buon appetito!